Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Ebbene sì, il Green Deal era un progetto ideologico, politico e perfino lobbistico. Ce l'ha svelato una straordinaria inchiesta del giornale olandese The Telegraph, ripresa oggi in apertura sia da Libero che dalla Verità, secondo cui esisterebbero questi contratti multimiliardari che The Telegraph ha visionato e di cui riferisce tra virgolette, con cui la Commissione europea avrebbe finanziato delle lobby green per orientare il dibattito in Europa e l'iniziativa legislativa dell'Europarlamento. Nella fattispecie il referente di questa iniziativa sarebbe stato niente meno che Frans Timmermans, che era vicepresidente esecutivo della Commissione europea von der Leyen 1, con delega specifica al Green Deal, e poi anche commissario europeo per il clima, perché noi abbiamo i commissari per il clima. In America abbiamo coloro che sono incaricati di attuare l'efficienza governativa, di levare Stato, di scremare i tentacoli dello Stato per lasciare spazio alla libera iniziativa, Elon Musk nella fattispecie. In Europa abbiamo invece i commissari che devono imporre l'ideologia climatista, ma al di là di questo, la cosa gravissima è che secondo l'inchiesta di Telegraph, Timmermans e soci avrebbero finanziato delle lobby per orientare il dibattito e condizionare le iniziative politiche e le leggi approvate dall'Europarlamento, le famose eurofollie sfornate in serie dalla Commissione von der Leyen 1. In particolare ci sarebbe un contratto, per esempio, da 700.000 euro per orientare il dibattito sull'agricoltura. Ci sarebbe un altro caso di una società di lobby che avrebbe ricevuto l'incarico di stendere 16 esempi di come perché è utile rendere più stringente le normative ambientali. Ora chiariamo, a Bruxelles l'attività lobbistica è ammessa ed è uno dei pochi pregi del carrozzone di Bruxelles. Però, scusate, cos'è l'attività lobbistica, per esempio, in una democrazia sana, matura, anglosassone come quella americana? Cioè l'iniziativa lobbistica nei confronti della politica è la rappresentazione di legittimi interessi privati e parziali che tentano di condizionare la politica, la quale politica poi è arbitro e soprattutto ha il diritto-dovere di comporre la sintesi tra gli interessi parziali nel nome dell'interesse generale, in questo caso la prosperità dei popoli europei, che dovrebbe essere la stella polare della parte politica. Cioè in America sono grosse aziende private o anche aziende private o soggetti privati che finanziano società di lobby per influire sulla politica. Non è che chi governa finanzia delle lobby per condizionare le leggi che vengono sfornate dal Congresso, cioè questo è il ribaltamento totale, il cortocircuito definitivo. Tra l'altro, cosa spingeva a quanto pare a suon di miliardi Timmermans? Spingeva appunto le eurofollie. Anzitutto non si capisce ancora esattamente da quale fondo prendesse questi miliardi. Certo che se, come risulta verosimile, si tratta di soldi in qualche modo dei contribuenti europei, la sintesi è che Timmermans con i nostri soldi finanziava le lobby green per dismettere, azzerare, desertificare le nostre filiere industriali e la nostra prosperità. Capite che siamo in un'ottica distopica, cioè in un'ottica se l'inchiesta è vera, di criminalità politica. E poi c'è anche ovviamente la follia di merito. Perché cosa spingevano queste lobby, appunto? Spingevano niente meno che la liquidazione del motore termico entro il 2035, cioè dopo domani, quindi l'eutanasia assistita di intere filiere produttive decisive per il continente e per paesi importantissimi del continente, Germania in primis, Italia in secundis, Francia anche, e quindi
perdita di posti di lavoro, disoccupazione su un continente intero, la follia dell'adeguamento delle case green, una cosa sostanzialmente che obbliga il cittadino europeo a sborsare fior di soldi per adeguare le proprie case. Chi non se lo può permettere è colpa sua, che è un proletario volgare inquinatore. La follia del raggiungimento delle emissioni zero entro il 2050, la famosa neutralità climatica che ha sostituito, diciamo, la società senza classi nella distopia progressista di inizio millennio, peraltro una supercazzola, perché ovviamente, visto che per versi differenti, ma né gli Stati Uniti né la Cina hanno la minima intenzione di suicidare le proprie economie entro il 2050, questa follia non avrebbe prodotto nessun risultato ambientale, ma avrebbe invece appunto ucciso economicamente l'Europa. E poi ovviamente la chicca tragicomica, la legge sul ripristino della natura, che è stata seriamente votata all'Europarlamento, e oggi scopriamo seriamente votata, probabilmente perché anche chi l'ha votata è stato condizionato da lobby finanziate dalla commissione da Timmermans, non da una legittima attività lobbistica privata. La legge sul ripristino della natura, che voi sapete prevede tra le altre cose chicche come ripristinare le paludi sul continente, ripristinare le paludi, imporre agli agricoltori di progressivamente dismettere quote dei propri terreni coltivati a favore della natura. Ci sono poi le punte dichiaratamente comiche, come il problema molto sentito da Timmermans della flatulenza delle vacche, giuro è così, non voglio rovinarvi la mattinata, ma per cui l'idea era che bisognava battere mande intere per ridurre le emissioni delle flatulenze. Queste cose c'erano delle lobby che le sostenevano e le pagava, a quanto dice The Telegraph, Timmermans e la Commissione. Quindi questa era la follia. Questa era la follia. Ora, ovviamente, è una cosa gravissima, a maggior ragione se, come probabile, è avvenuta con soldi dei contribuenti europei, e immagino che l'inchiesta di The Telegraph generi anche delle verifiche da un punto di vista tecnico-giudiziario, anche perché la sfortuna per Timmermans, per dirla col suo linguaggio, è che il clima è cambiato, è che la stagione Trump ha fatto piazza pulita di questi dogmi, di questa ideologia, di queste follie, e quindi anche la copertura culturale, per quanto il mainstream ovviamente ce l'abbia col puzzone, con le nuove parole d'ordine, ma di fatto comunque scema, perché se comunque l'America tira da una parte, l'Europa non è che può completamente tirare dall'altra, a meno che, come ha detto la von der Leyen ieri, vada in ginocchio dalla Cina, perché se questa è l'ideona passiamo dall'eurofollia a andare dichiaratamente in ginocchio dalla Cina. In ogni caso, l'inchiesta di The Telegraph ci conforta in una nostra convinzione da sempre. Il Green Deal non ha niente a che fare con una legittima tutela dell'ambiente, che è diversa dall'ambientalismo apocalittico. Il Green Deal era una grossa, da un lato, costruzione ideologica e dall'altro partita di interessi. Questa partita scopriamo che era finanziata direttamente da signori come Timmermans. Ricordiamocelo, e attenzione che il von der Leyen 2 non sembra per ora discostarsi molto da queste follie. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.